Venerdì il saluto alla sua comunità per ritornare a Lucca. Sì, dopo 10 anni ritorno di nuovo a Lucca, dove già sono stato parroco 4 anni. Ringrazio il Signore per aver servito la comunità ecclesiale di Favara. Voglio ringraziare tutta la città, tutti i cittadini di Favara, tutti gli abitanti di Favara, tutta la comunità ecclesiale, i sacerdoti, il consiglio pastorale cittadino, tutti i catechisti, tutti i miei collaboratori. Mi sono sentito a casa mia. Questa è una vera mia casa, dove non lascio questa casa, ma mi sento a casa mia. 10 anni sono una vita, si può dire così. Che ricordo porterà con sé i cittadini favaresi della sua comunità a Lucca Sicola e come lascia la sua comunità? Il ricordo più bello è quello dell'affetto e dell'amore che ho avuto, di una città accogliente, famiglie veramente aperte all'azione dello Spirito Santo, famiglie aperte alla vita ecclesiale, famiglie aperte alla problematica evangelica, famiglie aperte a questa gioia di apertura, della collaborazione tra le varie parrocchie, senza parzialità, senza discriminazione, senza nessuna divisione. Questa è la nostra Chiesa, questa è la nostra comunità, questa è la Chiesa del Signore e noi crediamo a questa comunità. Lascio certamente nel cuore una sofferenza per quelli del Carmine, perché sono stati quelli più vicini e quelli a cui ho servito di più, a quella comunità, che mi hanno dato tanto. Tanti collaboratori, tanta collaborazione, tanta fiducia, tanta stima, dal più piccolo al più grande, da ogni ordine e grado. Nessuno in Parrocchia Carmine si è sentito discriminato da parte mia, perché io ho cercato di accogliere tutti e presentare a tutti quel Cristo vivo che è morto ed è risorto per i deboli, per i più fragili, specialmente nelle difficoltà, quando sono cadute le case e sono morti 2 bambini. Lì è stata veramente una comunità, una città, una chiesa veramente che si è stretta non solo ai bambini ma anche alle famiglie e alla comunità ecclesiale. Si è sentita una santa Chiesa cattolica. Grazie, auguri, la benedizione del Signore vi raggiunga tutti dovunque siete, sia al lavoro, a casa, sia per le strade, sia su macchine, dovunque vi trovate. Sentite la potente benedizione di Padre To, che vi vuole bene ancora e sempre. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Grazie Favara, grazie Chiesa di Favara, grazie Parrocchia Carmine di Favara.